Le 11:34 minuti, una parte ampia e varia del nostro mattinotto, quindi vi teniamo tanto e vi facciamo chiacchierare moltissimo. Saluto gli ospiti che sono già in studio. Lina Del Gaudio, grazie Lina per essere con noi. Buongiorno a tutti. Benvenutissima. Giampaolo Costantini, grazie. Buongiorno. Giampaolo, un buongiorno anche a Marco Natali, che è un barman, ma non solo. Oggi parliamo di tante cose che riguardano questo mondo particolare, quindi musica, diciamo piacere collegato anche alla musica, e tra qualche secondo un altro ospite che verrà a raggiungermi e che sarà qui insieme a me. Lina e Giampaolo, parliamo un po' di questi eventi estivi, del folklore degli eventi estivi, ma direttamente collegato a quello che voi proponete con la compagnia Sole Luna, che insomma incomincia ad avere una certa età. Io me la ricordavo più giovane, invece già dal 2010. Sì, dal 2010. Bello. È nato questo progetto nel 2010, è una bellissima realtà, ci fa portare Napoli nel mondo. Questa è una soddisfazione per noi. Perché è musica, diciamo, popolare, possiamo definirla campana in senso ampio? Sì, è musica del Sud Italia, meridionale, principalmente campana, facciamo tamburiate principalmente, rivisitate in chiave un po' più rock, quindi abbracciamo un po' io vari sento anche generi. un po' di sudamericano. Anche, sì. Che è poi quello che ti permette di, diciamo così, di avvicinare anche più persone, no? Il fatto di saper cogliere la possibilità della popolare. Esatto. Il popolare Del è quello che popolo. si porta. Insomma, una volta si porta questo, una volta quello, ci si fa contaminare con piacere, perché dobbiamo chiudere la porta dello studio cortesemente. Stamattina nasce così, abbiamo un entusiasmo crescente, e visto che siamo entusiasti, fatemi salutare pure un altro amico che è arrivato in questo momento, e cioè Vittorio Maiore. Vittorio, prego. Vittorio fa proprio un ingresso ufficiale al volo. Prego Vittorio, accomodati qui vicino a me. Vittorio è proprietario del Castello Ducale Castelcampagnano, che è un posto particolare, e parlerà di eventi, e visto che il periodo è abbastanza di nozze soprattutto, ne parliamo, e quindi riguarda molto musica, occasioni, l'intervento del nostro Marco Natali, che insomma ci parla di una cosa, partendo facciamo uno spunto che, anzi facciamolo subito. Senti Marco, io ho letto una cosa molto interessante che ti riguarda e che mi ha molto fatto incuriosire. Oltre naturalmente alla tua attività della quale parliamo, tu sei uno dei promotori di una campagna di sensibilizzazione per avere diciamo così un servizio barman, come dire, ecologico? Sì. Come possiamo definirlo così? Plastic free, ormai si porta assai. Anche non solo. Anche non solo. Ce ne parli un attimo, poi approfondiamo. Diciamo che c'è questa fanpage che ho creato 4 anni fa che si chiama Occa, che da 2 anni fa una sorta di giornata nazionale dei lavoratori all'inverso. Nel senso che c'è questo Occa Day che è il 1° maggio, giornata dei lavoratori. Noi camerieri, cuochi, barman sappiamo che invece lavoreremo in quel giorno, quindi facciamo un altro 1° maggio. Da quest'anno però questa giornata nazionale nostra la vogliamo collegare a un tema, e quest'anno abbiamo scelto il tema ambientale, perché per tutta una serie di motivi, insomma, da Greta Thunberg al 15 marzo è un po' un tema crescente, e poi perché proprio nel settore sta crescendo una sensibilità, a partire dalle cannucce nei cocktail bar, che già da qualche anno in maniera abbastanza individuale è cresciuta questa attenzione a volerle togliere, sostituire con quelle riutilizzabili, ma poi gestendo una pagina che ha a che fare dal lavapiatti al ristoratore all'albergatore mi sono reso conto che tutti a modo loro stanno cercando di fare la loro piccola parte, e quindi ho creato le 10 azioni semplici per migliorare l'impatto del tuo ristorante o bar o albergo, cioè quindi 10 piccoli passaggi con cui con poco, secondo me, si può arrivare a fare molto. Bene, ne parliamo tra un attimo, mi piace molto, è una bella cosa, perché insomma riguarda tutti. Il nostro amico Vittorio Maione, poi in realtà anche lui, anche se oggi non ne parliamo, è particolarmente indirizzato alla ecosostenibilità dell'ambiente in generale, no? Per un'altra tua... Sì, ma anche una scelta imprenditoriale, anche Castello Ducale è impatto zero, sfrutta le fonti rinnovabili per generare energia elettrica, quindi siamo attenti anche noi sotto questo punto di vista, però cerchiamo di capire le nuove strade per poter abbattere anche in termini ecologici l'impatto che ha una struttura.
Grazie, allora torniamo subito anche su questo argomento. E qui però adesso dobbiamo parlare un poco dell'attività dei nostri amici Lina e Giampaolo e della compagnia Sole Luna. Allora, intanto è una bella formazione. Sì. Adesso voi siete rappresentati una parte della formazione. Una piccolissima parte, siamo in 7, in verità ne siamo in 10, 7 fissi che lavoriamo. E poi la squadra aumenta quando l'avversario, cioè il pubblico, teatro, dipende ovviamente da cosa. E questo è interessante, c'è una modularità anche della proposta, dipende se siete in una piazza probabilmente piuttosto che in un altro tipo di struttura. E anche credo probabilmente anche rispetto alla vostra offerta, rispetto al tipo di spettacolo che dovete portare. Insomma, Assolutamente, infatti ci sono spettacoli teatrali in cui la compagnia è più ampliata, concerti dove la compagnia è quella standard di 7 elementi, poi abbiamo eventi un po' più ristretti, questa è un... Dopo lo sentiamo, ce lo stiamo facendo vedere ma lo vogliamo anche sentire e poi magari cerchiamo di rubarvi anche qualcosa nella seconda parte della nostra intervista, ci togliamo qualche sfizio. Giampaolo, questa musica è una musica chiaramente popolare, quindi insomma la possiamo definire così, è veramente arrivata dal popolo, dalla tradizione e dalle tradizioni di diverse terre, che però nel sud si fondono abbastanza. Insomma, Il sud è una fucina principalmente ritmica, conosciamo tutti la tammuriata, le sue evoluzioni e quindi tutte le attività ritualistiche legate al ballo, al canto popolare, è qualcosa di molto vero, molto sentito e che nella storia non ha autori, appartiene al popolo e questa è la definizione principale del popolare, non c'è un autore che dice questo è il testo, questa è la musica. Senti, per una mia curiosità, è provocatoria ma io spero di ascoltare la risposta che spero di ascoltare, non è che poi facendo tante cose e avendo delle influenze che riguardano tanti popoli e tante tradizioni si finisce per non fare bene nessuna delle cose? Infatti è una provocazione forte, mi sono quasi offeso. No, io faccio tarantella e tarantella, faccio tamuriata e tamuriata, che non è la tarantella, faccio la tamorra che è diversa dalla tarantella e se vogliamo anche dalla tamuriata. Insomma, ci sono tante cose che però poi alla fine si fondono in uno spettacolo, come funziona? Certo, alla fine si corre sempre il rischio, a essere originali si corre il rischio di non venire appunto etichettati e quindi essere un punto interrogativo. Però ci si distingue. Però ci si distingue. In un modo o nell'altro. Infatti è difficile parlare di questo tipo di esperienza musicale che, come dire, racchiude un po' il concetto di sud del mondo, di ritmo e di atmosfera dell'animo del sud del mondo. E io lì vi volevo portare, perché in realtà è veramente la somma di questa passione che ci coinvolge tutti quanti. Poi è molto le loro esibizioni sono estremamente, come devo dire, coinvolgenti, trasportano molto, voi partecipate, direi che provocate, direi che spesso vi inserite, cioè insomma in realtà voi siete a volte sì su un palco ma tra la gente, non solo. Assolutamente. In questo video in particolare ci sono tante cose che ci riguardano, sono tradizionali, coinvolgenti, travolgenti, insomma qui c'è tanto, anche c'è passione, c'è istinto. C'è passione. Io sono dei quartieri spagnoli, quindi la passione in me arde. È tua proprio. Senti, allora mettiamo in testa un video che lo voglio sentire, altrimenti parliamo, giustamente, visto che ce li abbiamo qua. Poi magari ascoltiamo anche qualcosa perché voglio scoprire come nasce magari, quindi vi sfrutto in questo modo. Però a vedere quello che accade, per esempio in questo video che è molto molto coinvolgente, io credo che si possa presentare molto di quello che state presentando al vostro pubblico. Quindi se la regia è pronta ne vorrei ascoltare un paio di minuti. la balada stava io che te nataran sotto l'uvera. Quando manzuri che bella festa che gli fa, quando manzuri che bella festa che gli fa, insomma da cari, c'è tutte le voci amara.
Sigali mi dalanche. La Santa Barolomeo de Galatina, Famiglia Cundandà, sta signorina, sta signorina, sta signorina, Famiglia Cundandà, sta signorina, sta signorina, sta signorina, Famiglia Cundandà, sta signorina. Mamma mia c'è dolore, mi pizzica al cuore, mamma mia c'è dolore. Come pizzica la tarantella, la tarantella, la tarantella. A come pizzica la tarantella, la tarantella, la tarantella. A come pizzica la tarantella. Bellissimo, grazie. Veramente complimenti. Beh, adesso per esempio che cosa abbiamo ascoltato? Perché qua mi sa che c'è un po' di roba dentro. Qua c'è un esempio del nostro concetto di contaminazione ritmica e atmosferica. Una rivisitazione di una pizzica salentina. Questo è un classico, Santo Barolomeo, è un classico del Salento, però a un certo punto qua c'è un po' di Sud America, come c'è un po' di Napoli, un po' di c'è un po' di tarantella, un po' di Sud America, pizzica, l'effetto è straordinario, è molto coinvolgente e a prescindere dalla capacità anche espressiva di Lina, ma a un certo punto c'è l'altra, come dire, pizzicata, contaminata, posseduta. Sì, che la cosa taranta avviene nel video? Vorrei che tu ce ne parlassi, perché è descrivere un evento un po' particolare, quasi esoterico a un certo punto. Esatto, infatti è il morso della taranta, molto conosciuto in Salento. Abbiamo fatto una piccola parte, anche essa rivisitata, perché il morso della taranta è molto più forte. Noi abbiamo voluto restare un po' nel più alleggerito, perché è un ballo molto forte, molto possente. Quindi abbiamo inserito un po' di tutto in un mix di suoni, colori, contaminazioni, voci, ed è nato questo progetto, questo pezzo che fondamentalmente prende molto, è forte e dice molto di noi. Assolutamente, ed è anche molto affascinante, perché fa immaginare uno spettacolo nel quale noi abbiamo visto 2-3 minuti, si possa creare un percorso che veramente coinvolge tutte queste infatti c'è il lato luminoso del video all'inizio, che poi attraverso i cambi di atmosfera, attraverso il vestito che cambia, c'è poi questa caduta in un luogo oscuro da esorcizzare. E anche i nostri concerti sono così, noi partiamo dal folk, andiamo nel classico napoletano, ritorniamo nella musica popolare abbastanza forte che va nel rock. Ma pare che è abbastanza impossibile restare non ci stanchiamo mai. No, non ci fermiamo. Io parlo del pubblico, che voi non vi stancate, è fin troppo evidente. Il pubblico deve tenere affascinanti di questa vostra proposta è che è chiaramente molto coinvolgente. Se non si riesce a ottenere questo coinvolgimento, abbiamo sbagliato pubblico, siamo andati a suonare in un posto che non era giusto. Sono stati esempi particolari, come per esempio a Doha in Qatar abbiamo suonato in un teatro, e si sa che i paesi, per carità, di religione musulmana, sebbene moderati, tendono ad avere un comportamento abbastanza infatti io ho letto questa cosa e loro salsavano e applaudivano sul posto. E addirittura sono stata abbracciata io, che è un fatto, diciamo così, per il luogo abbastanza strano. Sì, sono stata abbracciata, ovviamente io
corrisposi le braccia, però è stato molto strano. Ci hanno detto che era no, veramente assolutamente fuori controllo la situazione. Anche Marco mi sta facendo segno, è andata bene, perché è un contesto nel quale adesso, senza voler scendere in temi particolari, facile non è fare questo tipo di esibizione. Facile non attraverso la musica le culture si abbracciano in modo positivo. Ah, questo sicuramente. Fermi di che torno, perché dobbiamo fare una seconda parte, vedo che qua sono cambiati i colori, questa cosa che stiamo vedendo. Quindi c'è un modo, poi dopo partire proprio da questo, di colorare la musica che vi appartiene e che è un'espressione di questa vostra proposta che mi interessa molto, perché poi dobbiamo arrivarci agli eventi estivi, perché adesso deve arrivare l'estate, a Napoli prima o poi ci arriverà, adesso ci becca l'estate. C'è stata una battuta abbastanza felice, ho coinvolto un meteorologo da questa cosa. Per la prima volta durante i tempi, piuttosto che non esserci la mezza stagione, c'è una stagione diversa in mezzo alla stagione, cioè mentre c'è una stagione arriva un'altra stagione, poi un'altra stagione, quindi in mezzo a una stagione se ne propone un'altra. Sono stagioni contaminate. Sono stagioni contaminate. Il problema è farle, nel caso vostro si contaminano bene, è strano perché un giorno c'è freddo e un giorno caldo, una cosa in mese come al solito non c'è, il passaggio è sempre piuttosto burrascoso come questa notte. Marco, torniamo ai tuoi 10 punti per tentare di metterci un pochino in regola, perché qui effettivamente le cose stanno andando in una direzione quantomeno delicata, con Marco Natali che è un barman ma non solo, cameriere, se posso. Cameriere? Diciamo la figura sotto la quale preferisco racchiudermi, poi a cascata tutto il resto. Guarda che insomma assolutamente anche perché c'è bisogno di visibilità il cameriere. Cameriere è straordinario, il cameriere è veramente la guida turistica nella bontà dei posti, il cameriere è l'uomo al quale ti affidi. Io nasco ristoratore, babbo era ristoratore, quindi il cameriere è proprio quello che ti deve aiutare, deve capirti, capire cosa vuoi, saper scegliere, indirizzarti. Il mediatore, caro Vittorio, visto che tra poco parleremo del Castello Ducale e Castello Campagnano, è come dire il mediatore tra i desideri e quello che realmente è l'immagine, deve essere sempre paziente, disponibile, sorridente, che meraviglia, stare lì e quante volte i sorrisi magari potrebbero spegnersi, ma non si spengono. Sorrisi sinceri. Sorrisi sinceri. Parliamo quindi con il nostro cameriere torniamo dai 10 punti che vorrei che tu ci presentassi, 10 azioni semplici per migliorare l'impatto ecologico del tuo ristorante o bar. Vediamo se ci riusciamo. In realtà proprio sono semplici perché sono veramente cose che anche il cliente medio si rende conto che ha a che fare tutti i giorni con queste cose. Il caffè, se vado proprio in maniera sintattica, seguiamo il tuo blog. Il caffè fondamentalmente è un problema molto comune, quello delle capsule, che fondamentalmente sono una cosa molto moderna e solitamente ecologia e pigrizia sono due cose che cozzano, no? Perché poi alla fine è questo. Io lavorando nella ristorazione ho visto molti cambi dal gruppo macchina caffè alla macchina a cialde per una questione di praticità, comodità, non era niente di che legato né alla qualità né all'economia, perché poi in realtà costa anche di più in base a come vai a gestire tutte le cose. E il problema è che solitamente le capsule sono un misto di plastica, carta, umido, indifferenziabile, quindi finisce lì dove non è possibile. La cosa migliore è riuscire ad adottare non solo gruppi macchine caffè, ma anche provare anche altri metodi di estrazione. Noi abbiamo sto mito del caffè americano, ma non è l'unico, ci sono tanti modi, French coffee, che adesso con le mode varie si cominciano a conoscere di più, e io propongo dalla moka stessa anche nei ristoranti, che c'è qualcuno che lo fa, che può essere anche quella cosa vintage particolare da andare al tavolo. Certo, come no. Altri metodi che vadano, non dico escludere perché poi esistono capsule riciclabili nel compost, però si può fare una ricerca. Vado avanti perché sono 10, se no... Intanto mia moglie per esempio il contenuto delle capsule, ovvero il caffè, lo usa come deterrente per i parassiti nelle piante. Noi siamo realmente, abbiamo un balcone a chilometro zero dove lei fa di tutto, straordinario, facciamo insalata, abbiamo piantato i peperoncini, le fragoline, con la bimba si diverte, e sta capsula va alla grande, allontana i parassiti. Chi l'avrebbe mai detto? Io pensavo che dai, ancora con queste stupidate, compriamo qualcosa e spruzziamo,
invece no, funziona altro che se funziona. È andata avanti, quello è il paragrafo 8. Ci picchia, ma le mogli sono così sconfuse. avanti. Meno male che ci sono, meno male, poi le donne in genere sono avanti. Le cannucce, la cannuccia, benedetta cannuccia che mi riemergi dagli oceani, quando meno te l'aspetti. La cannuccia è importante perché in realtà quando si parla di ecologia bisogna essere molto pragmatici. Non è la cannuccia che risolverà nulla, quello che è importante, questo è un aspetto che a me interessa molto spiegare, è creare una narrazione vincente. Cioè nella testa delle persone tu non li devi indicare passo passo tutto quello che devono fare, ma se tu trovi la chiave narrativa, una sorta di testa d'ariete con cui entrare, poi da cameriere dico sempre, nessuno è scemo, no? Cioè il cliente non è scemo, nessuno è scemo, le cose le devi però sapere spiegare nel giusto modo, se no quello torna e ti rifà le stesse domande. Oppure non torna da un'altra parte dove io per le scatole, che non è un fatto positivo. No, è vero, perché magari si sente meno giudicato, meno stupido, è così che questa cosa dell'ecologia, adesso abbiamo visto anche con Greta Thunberg, inevitabilmente si fanno gli schieramenti, no? Ma chi si schiera da una parte o dall'altra è perché non ha compreso un tema che poi obiettivamente è oggettivo e riguarda tutti. Sì, vabbè, ma sopra sta cannuccia che facciamo? La togliamo di mezzo? La cannuccia innanzitutto la togliamo. Sta benedetta cannuccia. Sarà pure stizioso, sarà simpatico. Io faccio questo esempio, lo spritz classico che tutti conosciamo, si beve in un calice che è da vino. Bravo. Ma il vino la gente lo beve con la cannuccia. Bravo, vedi? No, che sei perché stesso bicchiere, stessa cosa, qua cannuccia. Quindi in realtà prima ancora di pensare cannuccia di vetro, di plastica riutilizzabile, di bambù, non la mettere. La cannuccia andrebbe esclusivamente sui drink con il ghiaccio tritato e in alcuni casi il Bloody Mary, perché comunque è un drink che ti può sporcare, è meglio avere la cannuccia, se no ti fai il E lì poi andremo a vedere quel tipo di cannucce, forse un giorno riusciremo. Ma a quel punto se diventano 2 o 3 i drink in menù, allora riesci anche magari a eliminare le usa e getta e avere quelle lì riutilizzabili, perché ne usi poche. Che sono anche sciccose. Vedi. L'unico problema, io già lo so, che i colleghi dicono ma se le rubano. Vabbè. Le rubano, perché succede poi. Se sono monouso, se le rubassero, se le portano. No, quelle con la cauzione, con la cauzione. La differenziazione, andiamo un po' veloci magari. Vai, tranquillo. La differenziata lì è un problema di cultura fondamentalmente, ma non solo. Diciamo che c'è moltissima ignoranza, io con la pagina ci faccio anche delle battute, ma vedo che molto spesso non sanno le basi, tipo in un ristorante si sente un rumore, qualcosa si è rotto, generalmente sono bicchieri o piatti. Questo penso che chiunque, anche chi non ha lavorato, pochi sanno che i piatti di ceramica non vanno nel vetro, e a me sembra quasi scontato, ma il problema non è solo che non ci va, è che crea anche un danno nella fase di differenziazione, perché hanno punti di fusione diversi, cioè se trovano... non va bene, va nell'indifferenziato, è come i calcinacci del muratore quando ti rifà il bagno, quello è lo stesso identico materiale e infatti va addirittura, potrebbe andare nello speciale un indifferenziato per essere sicuri. Il vetro dei cristalli, dei bicchieri, idem, non va nel vetro perché contiene piombo. Senti, ma le ecopulizie mi preoccupano. Qui in realtà è sempre un principio d'attenzione. Le ecopulizie, io sono nato a Roma, adesso io a Bologna, per me era una cosa... Si senticchia. Si senticchia. A me da piccolo mi hanno sempre insegnato a usare i giornali, i vecchi giornali per... Bravo. Che tra l'altro c'è anche una spiegazione scientifica. Il giornale è perfetto per pulire i vetri perché contiene il piombo anche lì dell'inchiostro e vuoi non vuoi comunque solo con acqua, poi basta, è empirica la cosa. Lo fai e lo vedi che viene bene. Acqua e giornale. Questa è un'ecopulizia, ma niente di fantascientifico, la cedo. Ovviamente per la sanificazione si devono andare magari a cercare, sapendo che si potranno pagare di più, dei prodotti ecosostenibili per la sanificazione, che è un altro aspetto. Ma per la detersione, insomma per la pulizia, si può intervenire con prodotti ecologici. Dobbiamo andare veloci, se no qui lo so. non ce la facciamo. Guarda, tovagliate e tovaglioli li assommiamo insieme. Bravo. Semplicemente c'è un usa e getta che va sempre incontro alla pigrizia. La gente compra le tovagliette perché sanno comode, avvia il cliente, prendi tutto, prendi quello che c'è dentro, indifferenziato, e chi si è visto si è visto. Mentre invece non solo... Chi si è visto poi si rivede. 50 anni in spiaggia, una cosa terribile. Che tu dici, vabbè, ma 50 anni, e quando quello torna, quello di 50 anni fa sta tornando, 20 anni fa. La cosa migliore, ci sono stellati anche con 2 stelle Michelin che hanno tolto completamente la tovaglia. Tovagliette americane lavabili, se l'hanno fatto loro penso che si possa fare anche
E si risparmia, la cosa importante da spiegare è che spesso l'ecologia fa risparmiare, magari a lungo termine, ma fa risparmiare. I contenitori take away. Take away, ho fatto questo gioco di parole, io non lo sapevo, ma proprio qui a Pomigliano un mio follower mi spiegava che c'ha questi contenitori in Bacassai, che tra l'altro se lo dici in Sardegna gli suona un'altra parola. Bagassa, no Bagassa scusate, no, Bagassa proprio. Bagassa. E ci sono tanti ormai, basta cercarle, spesso le soluzioni già sono a portata di mano, rifiuti ripresi, la stessa cosa che diceva lei, cioè tante volte sono dei rifiuti che noi buttiamo ma in tanti casi possono essere utilizzati, se non da noi, anche da terzi, cioè lì è bello magari anche creare rete col territorio, perché può anche essere un fertilizzante il caffè, tu stai buttando nell'umido magari compostandolo, però quella che è ancora una materia prima, quindi anche lì tentare. Scusa, la zuccheriera sì, la zuccheriera no? Qui andiamo a toccare un tasto, ho bevuto un caffè anche io qui a Napoli, adesso appena arrivato. In realtà, a parte sono dei dati importanti, qui ne riporto qualcuno, il confronto è 92 milioni di euro di bustine contro l'equivalente di 30 milioni di euro che si potrebbero spendere utilizzando le zuccheriere. Quindi zuccheriera? Per legge, bisogna specificare una cosa, le zuccheriere devono essere quelle, non col cucchiaino dentro, sì, quella così, però basta che non è... Esatto. Però è legalmente utilizzabile e la FIPE ha fatto proprio dei confronti e ha detto andate a risparmiare, l'impatto ecologico è minore, non vi lasciano la bustina di caffè che tanto odiano i baristi attaccata, quindi... Che è un po' scocciante pure da... Ma devi pulire e quindi... Io ho 2 minuti di pubblicità, torniamo, riprendiamo da qua, soltanto per un fatto mio, caffè amaro o zuccherato? Amaro o zuccherato? Amaro o zuccherato? Vedi, qua... Hai 4 persone che prendono tutti il caffè amaro, non ce ne vogliono gli zuccherifici, ma leggermente amaro. Leggermente amaro. Allora qua basta una puntina di zucchero, gli altri invece proprio amari, abbiamo risolto il problema delle bustine. Amaro come sì, vedi, voglio bene, tu mi fai morire. Eccolo là, amaro come sì, te voglio bene. Poi zucchero mettete anche 2 minuti, torniamo, l'argomento è interessantissimo, anche piuttosto friccicarello, perché abbiamo degli ospiti interessanti da questo punto di vista. Se tu dai a un chitarrista una chitarra, poi non lo può fermare. Se tu dai a una signora che si chiama Nina Del Gaudio un paio di nacchere e castagnelle, non lo puoi fermare, insomma, guarda là, partono in automatico, non c'è niente da fare. Come li blocchi? Non c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire, ci sono venuti. Sorriso spirito, mi hanno chiamato. Ai quelli, la vedo di venire, la vedo di inchinarmi dalla mano se ne va. Ai quelli, la vedo di venire, la vedo di inchinarmi dalla mano se ne va. E sei più bella tu, e sei più bella tu. E sei più bella tu che una cirata, io mi innamoro di te, io mi innamoro di te, io mi innamoro di te quando mi passa. Ai core, zucchero e limone, da gelare, ma se bocca da zucchero da po'. Ai core, zucchero e limone, da gelare, ma se bocca da zucchero da bocca. Degli capelli suoi, degli capelli suoi sono innamorato, li vedo di volare in dallo vento. Ai quelli, la pacchia nella mia quando chiama da venire. Ai quelli, la pacchia nella mia quando chiama da venire. Sentite, è inevitabile, tu gli metti una chitarra, il chitarrista suona e la cantante canta e la ballerina balla sulla sedia. È la prima volta che vediamo una cosa così straordinaria, insomma. È un po' costretta, ma avresti voluto saltellare a piedi nudi in questo caso. In questo caso no, ovviamente è diverso. È diverso, ma è bellissimo. Quindi in realtà si può pensare che poi quello che sentiamo e che vediamo in uno spettacolo con i 7, 10 elementi nasca da questo? Che un giorno si prova una cosa con la chitarra, si trova un'armonia, io qua ci metti il calcio terra da qualche parte. Esatto, sono proprio le nostre comunicazioni. Lui riesce a percepire tutto ciò che ho nella testa
anche attraverso un messaggio ci incontriamo e nascono, così è nato questo pezzo qua, che questo è del Settecento. Il classico napoletano Lucardillo, in una versione un tantino più oscura, aggressiva, come potremmo dire. Sentiamolo un attimo, visto che ne stiamo parlando, lo ascoltiamo un attimo, una trentina di secondi, non è che se no dai da vedere gli spettacoli, ragazzi. Ovvio, facciamo tutto qui. Allora, sentiamo. Lucardilla, una cosa che la giambarà, da io da chi sta da chi, la limma sciata per me da portare. Se tu capello mino che nanza è una casa in anni necessità, tu la vita che non è distante, che sta nella da ir a trovare. Per la fata non avvia, non rumore non va con l'iscello e carti tu la vista scetà. Ma se a tuo affacciato al balcone, ma una rosa la vista scagna. Poi cartivi che alla tu stuone, ma cartiva a te naturale. Questa è generale, tanto per fare dei complimenti anche extra musicali, perché uno non se lo toglierebbe mai. Diciamo a casa che la gradevolezza continua sui nostri canali Facebook e YouTube. Dove poi possiamo sapere dove raggiungervi proprio fisicamente, esatto, perché qui apre l'estate, ragazzi, bisogna seguirvi. Una curiosità, ma quanti vestiti c'hai? Io parecchi. Parecchi, c'è il piacere anche di cambiarsi. Sì, io mi voglio rinnovare anima e corpo ogni volta, essere bellissimo, diversa. Anche una ricerca storica, credo. Nel senso che sono ispirati certamente ad abiti d'epoca. Sì, sono ispirati all'epoca e rivisitati anche questi, ovviamente, giusto per... mentre per quanto riguarda la parte musicale, tra tante cose voglio ringraziarti per aver riscoperto la fisarmonica e averla riportata. È vero che nei balli del sud è molto presente, dà un'armonia generale che insomma come dire, sostituisce quella degli archi molto spesso e anche dei fiati, insomma fa molta ampiezza, è molto bello, però la fisarmonica è bella, che meraviglia. Le mani. Il nostro maestro Enzo De Quattro che ci accompagna, è arrivato recentemente in compagnia, ma magari possiamo pezzo fortissimo. Giusto menzionare un po' gli elementi della compagnia. Come no? Autore Nestor Fabianaiello insieme a Giampaolo Costantini, autore di alcuni pezzi, Antonio Piccolo, Tamurraro, percussionista nonché manager e mio compagno, le due ballatrici Raffaella Vacca e Marica Sorrentino. Dimentico qualcuno? E quello è il problema di menzionarli, capito? Il pubblico, che esatto. è parte integrante della compagnia durante gli spettacoli. Il problema di voler menzionare qualcuno, se saltava il compagno era un problema. Il problema c'è, diciamo, quando uno parte con un ringraziamento e saluti probabilmente qualche rischio si corre, perché effettivamente una formazione così ampia, insomma, uno li vede, poi magari in un secondo momento li rivede. Ci torno, voglio arrivare ai vostri appuntamenti, se no qua noi, però prima vado al cameriere, fieramente cameriere, il nostro amico Marco Natali, che ci ha affascinato con questa... Allora, non è che uno debba dare delle indicazioni, basterebbe un po' di buonsenso, perché basterebbe un po' di inventiva, un po' di buonsenso, e a me piace molto come tu presenti le cose, con una semplicità, una naturalezza che deriva anche dal tuo essere parte romano, adesso parte bolognese, ma molto romano. Bolognese, umbro, in realtà ho vissuto 12 anni in Umbria, 20 anni a Roma, adesso Bologna. Da quanti anni hai? 35 quest'anno. Hai iniziato a lavorare a 3 anni e diciamo come aiuto di famiglia, altrimenti mandiamo in galera qualcuno. Anche se questo è uno dei mestieri che veramente ci si tuffa subito, perché magari nasce in un contesto. Guarda, o si diventa nel caso tuo? È un putpurri di tante realtà. Io appunto sto nel settore da 15 anni e continuo per esempio a incontrare tantissimi laureati, tantissime persone con la terza media, tantissime persone benestanti, tantissime persone bisognose. Per me è un grande spaccato della società. Forse poi se uno diventa automaticamente di parte, però probabilmente uno degli spaccati più veritieri e anche più onesti per certi versi, perché poi c'è questo detto per cui la cucina, si dice, è l'ultimo baluardo della meritocrazia, no? Ma in realtà vale per tutto il mondo della ristorazione. Sarà d'accordissimo Vittore Maione, se non fai le cose per bene
Non le puoi fare. Non le puoi proprio fare. Devi fare. Ma manco mezza volta. Ma perché non le mezza devi volta l'hai fare. fatta, se ne sono andati tutti Ma e per sempre. È il motivo per cui secondo me devi. si finisce, perché tutti cominciano, chi è che non l'ha fatto una volta, no? È che se ci resti un po' troppo a lungo finisci poi per restarci, specialmente in un paese come l'Italia, proprio a causa un po' di questa strana meritocrazia, perché se vai un po' più in là del primo impatto, il primo servizio di sabato sera che fa fuggire tanti ragazzetti, no? Poi scopri effettivamente che se c'è una oggettività, cioè il pesce se lo vuoi vendere crudo, non è che ti può inventare storie. No, quelli dei deve essere di processi. qualità. Deve essere di qualità però. Deve essere di qualità, deve essere un processo. Se vuoi vendere certe cose devi conoscerle, se no spesso in locali elevati ti trovi il cliente che ti fa figuracce prima del tuo collega maître che ti bastona, ti dice guarda tu da oggi in poi fai il portapiatte, si dice in gergo, no? Ma se tu dimostri, se tu studi, se tu ti applichi, poi c'è talmente un'esigenza di capacità che ti acchiappano subito e ti dicono buono, tu non porti più i piatti, tu fai questo, che tu vai in quest'altro locale. Marco, che bel discorso, è veramente bello, Sì. facciamo i complimenti, vale per tante cose, dovrebbe valere per tante cose. Di certo chi ha il contatto con il pubblico, guardo Lina e Giampaolo certo. e penso al fatto che se non fai una cosa che coinvolge nel caso loro, ma te ne vai e che chi ti chiama più e ti salutano per sempre, se accontenti poco e male, se consigli male, se lo fai con poca voglia, senza entusiasmo, ma chi ci torna in quel ristorante? No. Così come nel caso appunto di Vittorio Maione, che qui è come imprenditore di un castello ducale che pensa agli eventi, quello di Castel Campagnano, se non fai un'offerta vincente, cioè che soddisfi, se non fai star bene la gente, a parte lo sfizio di farli stare bene che poi ti regala delle belle emozioni, no? Io penso che Senza passione non lo fai. ma no, ma poi penso che soddisfare un frequentatore, un cliente, il pubblico, in un matrimonio, no? Una coppia, sono soddisfazioni straordinarie, irripetibili proprio. Quando se ne vanno dici siamo stati benissimo e abbiamo mangiato benissimo. Viva. Perché noi facciamo una ricerca di prodotti sul territorio, noi siamo in una zona del Medio Volturno dove ti giri e trovi il formaggio fatto dal piccolo caseificio con le mucche allevate inside, dove a 2 chilometri trovi il maialino nero casertano, dove a 5 chilometri nella zona del Caiatino trovi l'olio delle olive caiazzane, e queste sono tutte cose che poi alla fine ripagano all'interno di un'offerta di matrimonio, perché quando le persone se ne vanno non hanno fatto la giornata tanto per, ma hanno fatto una degustazione all'interno di un matrimonio. Torno da Marco su questo argomento, prima di iniziare il largo giro dei saluti, che qua abbiamo ancora una decina di minuti, ma voglio salutare con calma, perché Marco dice una cosa che sembra intuitiva, dice vabbè io do cose buone. Non è detto, vero? No, certo, mettiamoci nei panni del fieramente cameriere. Io sarei curioso di chiedere direttamente anche, no? Se ci saranno persone che vengono a sposarsi che non sono del luogo. Sì, come? Che scoprono grazie a lei che c'è, io adesso neanche ricordo il nome, ti ha detto l'olio tipico di una zona, tutte le peculiarità. Sì. Io dico, il mio motto è che noi dovremmo essere proprio investiti di una sorta di autorità, di ambasciatori culturali e enogastronomici, che già siamo, e attraverso questa cultura, questo saper fare della qualità, in realtà ritorniamo all'ecologia, perché c'è anche un discorso del chilometro zero, che spesso non è nemmeno voluto con l'intenzione ecologica, no? Però automaticamente accade. Automaticamente accade, perché se non fai viaggiare i tir per portarti roba da mangiare, perché la compri dal contadino e fai cultura e fai rete col territorio, fai economia, il territorio rinasce totalmente se stava magari male. Ma è economia poi, oikos, no? La parola è casa, voglio dire, a quello servirebbe. Quindi Marco, sei una sorpresa positivissima, veramente affascinante. Poi si vede che uno è innamorato del suo lavoro. Io dico sempre, se tu fai il tuo mestiere, non il lavoro, se tu fai il tuo mestiere con amore non è un lavoro. Esatto. È un mestiere, è il mestiere, è nato fatto. Il lavoro è il lavoro. Puoi farlo con amore, è un bel lavoro, tutto a posto, ma il mestiere è quello che tu fai
perché proprio ti riempie, ti dà, tu fai dei discorsi straordinari, guarda che noi da qua ci divertiamo assai a scoprire tutte le cose belle che facciamo qua attorno, non quelle che si fanno, saranno buone lì e noi siamo contenti che se le mangino lì, ma qui per esempio faccio tutta una serie di discorsi sulla produzione, i maestri casari che producono partendo dall'allevamento, cioè se tu hai la mucca e le mucche della tua zona e lo produci andando a prendere, darla a mangiare a quell'ora, il cibo è quello che dai, alla fine è un risultato inevitabilmente positivo. Poi però ci arrivi tu. Sì. Perché mi permetto di dire che tutto poi va presentato, va accompagnato e in questo caso io veramente credo che tu faccia un'attività. Adesso sembra che dopo 10 anni di Masterchef si siano resi conto che se non c'hai qualcuno in sala che è capace di trasmettere quella professionalità dietro le quinte svanisce praticamente la magia, perché puoi averci Cannavacciuolo in cucina, ma se in sala c'hai con tutto, diciamo, passatemi la metafora, Alvaro Vitali nel senso del puoi portare quello che intanto probabilmente non gli porti quello che desideravano veramente. Che, insomma, a me mi è capitato di lavorare in situazioni dove lavoravo con una cucina non competente, perché capita, tanta esperienza, ho lavorato. E mi è capitato di lavorare in cucine dove chapeau proprio a chi stava in cucina, e sentivo però clientela che si poteva anche lamentare dove la cucina era abile perché magari avevi in sala colleghi che avresti preferito non ci fossero, così come mi è capitato di vedere contentissimi clienti andare via, ma anche col caffè penoso, magari era in cialda che lavoravo in quel ristorante. Un ottimo servizio. Però il servizio io l'ho lasciato. Facevo la gag che glielo portavo io con la zuccheriera, anzi lo chiedevo prima, come lo vuole? Zuccherato io, perché tutti chiedono al ristorante caffè decaffeinato, orzo, no? E poi uno porta e poi porta. Il solo fatto di avergli chiesto prima come lo volevano perché lo zuccheravi lì, che è fantascienza, cioè che lo fai a casa domenica quando c'hai 10 anni a casa che ti fanno portare il vassoio i genitori, no? Quindi non... Una coccola. Via, andato. La prima esperienza come cameriere, e poi chiudo, mi ricordo sul ristorante romano di qualità c'erano questi sardi che mi dicevano: Marco, tu devi fare solo 2 cose. Portare l'acqua a inizio pasto e portare il caffè a fine serata. Praticamente sei il più importante di tutti qui, perché comincia e finisce il servizio. Insomma, la saggezza. Effettivamente capita anche a noi di fare cerimonie, matrimoni e puntualmente noi ci lamentiamo perché o manca l'acqua o manca il pane. Manca il pane. Sì, acqua e pane io portavo nel le pane. due problematiche. Veramente è una problematica importante. Ma scherzi? Ma poi deve arrivare quando deve arrivare. Cosa sarà oggi? Acqua o pane? È vero, perché anche musicisti ieri. Qui c'è un asse proprio, no? Sì, che negli eventi c'è sempre. Ma noi collaboriamo sempre. La coordinazione musicista un servizio. po' d'acqua, non arrivava mai l'acqua. Ma cestini di pane a Iosa, alla fiera del pane. E quindi terribile. Terribile, infatti. Poi se il piatto arriva tra mezz'ora e tu li riempi di pane, ma che ci porta a fare questo piatto? Il ristorante non è che è felice se va alla carta. Fondamentale, sì. Va bene, fammi andare un attimo dai Sole e Luna, voglio sapere che si fa quest'estate, vi vogliamo vedere in giro, giratelo. A parte girarci il nostro bel paese come sempre succede, c'è una piccola chicca: a luglio saremo a Manchester per un festival di più giorni, saremo 5 giorni a Manchester per dei concerti. Ottobre in Australia. Ottobre siamo, c'è Australia a ottobre, c'è anche altri posti, si gira, poi si confermano, si riconfermano. Fate parte di una qualcosa che hanno messo in piedi Dolce & Gabbana qui a Napoli, avete suonato per loro. L'evento siete stati con lo stilista Molaro, con Battista. Siete stati ad Osaka? Giappone. Ci avete raccontato di questa esperienza, diciamo così, un po' borderline in Qatar, insomma. L'abbraccio Qatar. È l'abbraccio qatariano. Budapest. Siete dei grandi ambasciatori di questa nostra sonorità del sud. Onore, orgoglio che per meraviglia, noi. complimenti veramente, ma anche complimenti per l'energia. Cara Lina, complimenti. Io adesso non so quanti cambi farai a spettacolo, ma perché a vedere i video tanti, adesso non so se poi anche nello spettacolo, anche se vi muovete parecchio, e quindi probabilmente sì, studiamo. È necessario, studiamo. Non necessario perché studiamo, perché è necessario per accompagnare le diverse esibizioni. Non pensavo alla sudata, Okay. Pensavo che ogni abito, ogni colore sia studiato in base. Assolutamente, io il rosso lo avvicino molto a Napoli. Rosso e nero per me sono i colori di Napoli, Tammurriate, Vesuvio, colore, passione. Il bianco lo avvicino molto al Salento, alla Puglia, pizzica.
Però io sono vestita quasi sempre di scuro. Vabbè, poi abbiamo capito, ma non lo dice, non si può dire. Grazie a Lina Del Gaudio, grazie a Giampaolo Costantini, complimentissimi. Io veramente devo ringraziare a Marco Natali, che è stata una sorpresona, perché mi hanno detto che è un tipo particolare, così fatta che questo è uno, sì è vero l'ecologia ma c'è un sacco di cose, beh ci hai fatto rinnamorare di una parte di un lavoro che non è sempre, diciamo, in primo piano. Posso ringraziare Augusto Dos Santos, che insomma, penso che, esatto, grazie a lui che sono qui. È quello che ti ha consigliato, Augusto fa delle cose bellissime. È veramente un ragazzo straordinario, torneremo a parlare, lui fa una cosa molto bella con le scuole, è un barman affermatissimo e fa degli spettacoli a teatro coinvolgendo le scuole per il bere intelligente, perché non bisogna dire ai ragazzi non si fa, bisogna spiegare ai ragazzi come si fa e lui fa un lavoro da questo punto di vista assolutamente straordinario, così come tu guarda, ti posso assicurare da frequentatore, diciamo, abbastanza evidentemente frequentatore di buoni ristoranti, c'è sottolineato una parte interessantissima dell'offerta della ristorazione, che è quella di chi come te lo fa con amore, con passione, con competenza, se no, e un'ultima cosa, per piacere, lo dico a nome di tutti quelli che satteggiano, sui vini dateci una mano. Quando venimmo con una signora sui vini dateci una mano, perché o sceglie lei e ha scelto lei e stiamo a posto, ma quando allora, all'entrata bisogna già capire aiutateci tutto quanto, aiutateci, che solo veramente facciamo delle cose tipo io dico sempre no fai tu. Eccola qua, no, fai tu, è il commento. Posso dare un consiglio sui vini? Tu sì. Ecco. Pallagrello, il più grande vino della Campania, quello di Ferdinando IV, che ha riscoperto negli anni, quando lui era a Regno. Pallagrello è tipico del territorio campano, è stato riscoperto 20 anni fa, il vitigno. Va bene, quindi andiamo a esplorare. Andiamo a esplorare. Pallagrello. Io sono ischitano, stente, e io ho le mie tradizioni. Vabbè, ma prendiamo, da ischitano bevo cose buone. Grazie a Lina Del Gaudio, grazie a Giampaolo Costantini, grazie a Marco Natali, mentre invece Vittorio Maione, che insomma ha fatto un po' da spettatore in questa parte interessato, con grande piacere, insomma resta con me, perché subito dopo 8 Gourmet Club vedo Titta Masi pronta con i suoi ospiti nello studio 8 Gourmet per prendere la linea e presentare Bontà, e subito dopo torniamo al Castello Ducale di Castel Campagnano e per presentare quello che fate lì, anche con delle immagini molto affascinanti, va bene? Allora, eccoci qua pronti, Titta Masi, subito dopo la pubblicità.